È mezzogiorno e il momento di Io Compro Siciliano Live. Bentrovati a tutti quanti da Eliana Chiavetta, ben arrivati all'interno di questo spazio in cui scopriamo eccellenze siciliane. Eccellenze non significa soltanto prodotti, eccellenze significa anche persone, personaggi, protagonisti del mondo attuale, ma soprattutto del mondo del futuro che conosceremo insieme. Attenzione, perché oggi veramente potremo scoprire come si rivoluzionerà da qui a breve il nostro modo di interagire con gli altri. Ma intanto voglio dare il benvenuto a Giuseppe Giorgianni. Qui si chiamano i rinforzi, i padroni di casa quando ci sono gli argomenti scottanti. Ben arrivato Giuseppe. Buongiorno a tutti, e tra l'altro oggi sono emozionato perché c'è un mio conterraneo, un mio concittadino, perché io sono originario di Milazzo, e avere anche un ospite importante, perché lui veramente è un imprenditore d'eccellenza siciliano che si è imposto un po' in tutto il mondo, e questo è veramente bello. Dobbiamo presentare una figura che negli anni 90, ad un certo punto della sua vita, ha detto: io fonderò una compagnia telefonica, e capiamo bene che non è una cosa proprio sulla quale scherzare, da fare così su due piedi. Eppure Wings Mobile è una realtà, una holding attiva nel settore delle comunicazioni, una realtà che sta crescendo fortemente e che oggi vi racconteremo perché ha una peculiarità molto particolare. Ma intanto diamo insieme il benvenuto ad Antonio Milio. Ciao Elena, ciao Giuseppe, ciao a tutti gli amici di Compro Siciliano che ci vedono in questo momento online. È un piacere stare con voi. Sembra di essere vicini, ma in realtà tu sei a Barcellona, non Barcellona. Forse si è bloccata Eliana, sì, comunque, vabbè, continuo io, dai. Anche se tra poco arriverà sicuramente Eliana. Sì, quindi tu sei a Barcellona, come anticipavo poco fa, è veramente bello vedere delle persone comunque siciliane che impongono il proprio valore e la propria eccellenza in giro per il mondo. Tu sei veramente un imprenditore di successo, hai portato avanti questo nuovo concept di mobile, adesso magari spiegherai meglio tu. È veramente bello vedere che anche dalla Sicilia si può partire e si può creare tantissimo nel mondo. È qualcosa che mi dicono sempre a me. Io ho girato un po' in tutto il mondo, ho fatto anche lavori importanti in giro per il mondo, e tutti mi dicono: ma lei è siciliano? Sì, sono siciliano, ma anche dalla Sicilia si può partire e si può veramente fare tante cose. Vai. Ma intanto comunque Giuseppe, penso che ti sarà capitato, no, moltissime volte quando viaggi e dici Sicilia, fanno la faccia un po', no, come se il nostro miglior prodotto di esportazione sia la mafia, no? È un classico, uno stereotipo che purtroppo, diciamo, ci lega, ahimè, per problemi legati più che altro alla cinematografia, ma non perché comunque oggi in Sicilia c'è lo stesso clima di Milano, insomma, dal punto di vista di delinquenza organizzata non c'è nulla che invidiare. Sì, noi siamo della stessa cittadina siciliana. Io credo che la Sicilia offra moltissimo, diciamo, un ADN, in spagnolo un DNA, no? Che è composto molto particolare, perché è composto da tantissime cose, da tantissime esperienze, da tantissima storia, da tantissime civiltà. Quindi i siciliani sono realmente, diciamo, dal punto di vista DNA, i più mixti, no, del mondo. Scusate ogni tanto il mio slang spagnolo, ma sono 21 anni che vivo in Spagna, quindi ho, diciamo, un po' lo slang spagnolo. E ripeto, io ho un piacere sempre, perché i miei amici stanno in Sicilia, io ho sempre un piacere di ogni estate ritornare, stare almeno un mese e mezzo, e poter, come si dice, godere della bellezza siciliana, ma tra l'altro anche dell'ambiente, dei miei amici, no? Come quando tu torni non si è mai staccato, non si è mai andato via, no? Questa è la cosa molto bella del cuore dei siciliani, insomma, di cui io faccio parte. Sono molto contento e molto orgoglioso. Assolutamente. Antonio, ma possiamo parlare anche del...
Ho fatto Sì, ti ho sentito. Sono stato bravo. Bravissimo, bravissimo. Qui avrei bisogno di assolutamente una mano da parte di Antonio e del suo team, che immagino in termini di tecnologia ne sapranno tantissimo, ma dovremmo spiegare qual è la caratteristica. Quella, sì, anche in Spagna ogni tanto salta. No, in Spagna, quando faccio generalmente tutti gli eventi grandi di Wings non li apro io, e sempre matematicamente quando inizio io c'è qualcosa che non funziona. È una cosa, l'ultima volta davanti a 14.000 persone non mi appariva dietro, c'è uno staff enorme, no? E non mi appariva dietro la presentazione, no? Quindi la vedevo solo nel monitor davanti, e poi ho dovuto improvvisare per circa 20 minuti, diciamo, perché non una cosa piccola, immaginerai che purtroppo se accade anche a un gigante come te ci consoliamo, se accade anche a un gigante come te ci consoliamo. È normale. Ma ci puoi raccontare qual è la peculiarità di Wings? Ma sì, ci vuoi raccontare la peculiarità di Wings Mobile? Perché qui si parla tantissimo di privacy ormai nel mondo, però è difficile garantirla, e voi avete pensato a una cosa straordinaria. Sì, corretto, cioè, tu avete visto che ultimamente anche in WhatsApp, no, ci sono state delle rivoluzioni, insomma, c'è stata una fuga di massa verso altre tipologie di applicazioni. In realtà molte già non sanno che anche Telegram, ahimè, anche Telegram e altre applicazioni, se sono gratis, vivono di altre cose, cioè non è possibile offrire dei servizi gratuiti, soprattutto servizi di messaggeria, videochiamate, eccetera, che hanno un consumo sia dal punto di vista di server, no? Che dal punto di vista di banda internet incredibili. Quindi da qualche elemento si tengono che alimentare. La gente molte volte non capisce che praticamente, anche se c'è un servizio gratuito, realmente il prodotto sei tu. Questo è quello che fa parte della grande sfera della big data. No? E la big data cos'è? La big data è semplicemente un grande fratello che quando tu parli al telefono, quando tu scrivi, no? Crea un profilo, per esempio di Elena, e io di Elena so tutto, so se c'ha il fidanzato, so se è sposata, so la sua orientazione sessuale, se c'ha figli, dove va a scuola suo figlio, che compra normalmente, cioè, creo il cliente hot, no? Quando vedo che praticamente Elena sta parlando che vuole comprare una macchina, casualmente, se lo faccio in WhatsApp, casualmente aprendo Facebook, mi trovo pubblicità di macchine incredibili. A me è capitato che parlavo con il nostro general manager, no? Che diciamo è italiano, Fabrizio Medi, e ovviamente stavo parlando con l'ambasciatrice spagnola in Italia, no? E quindi praticamente mi ha detto, no, perché contatta questa persona, me l'ha detto, diciamo, via chat, e dopo qualche minuto mi è arrivato un suggerimento di amicizia in Facebook, questo in WhatsApp, di questa persona, e aggiungerla fra gli amici. Quindi questo è un discorso. Ovviamente come funziona il tutto? Il tutto funziona che se un servizio è gratuito, da qualche lato si deve alimentare, quindi vendendo i tuoi dati. E noi non crediamo in questo, crediamo che prima o poi ci sarà una saturazione e che ovviamente la gente vuole ritornare ad avere la propria privacy, no? Ed è importante, per questo nasce l'idea di Wings, dalla mia esperienza telefonica, dalla mia esperienza di software, perché io parto da date lontane. Io il primo operatore di telefonia lo feci proprio a Messina, no? Si chiamava EasyTel, e all'epoca nel 1998 c'è stata la grande liberalizzazione, no? Da qui ovviamente io non avendo le stesse risorse di Infostrada, non so se vi ricordate Infostrada, dei grandi players americani come RSLcom, come Viatel, che adesso sono tutti falliti, no? WorldCom, MCI WorldCom, eccetera. Bene, all'epoca io, non avendo le stesse risorse, cercai l'alternativa. L'alternativa è di vendere, in ogni caso, minuti telefonici per attraverso altri formati. E feci il formato che all'epoca si chiamava carta telefonica internazionale, no? Dove tu avevi un PIN, un codice di accesso. Bene, pensate che grazie a un accordo che feci con Primo Parrini, che è una distribuzione di riviste e giornali in tutta Italia, Wings fu distribuito Wings, all'epoca EasyTel, fu distribuito in tutta Italia e diventammo leader del mercato in solo 8 mesi. Da lì nacque ovviamente una parentesi in Spagna, una joint venture. Mi piacque molto, mi ha affascinato Barcellona,
ho deciso di vendere le quote, anzi di cederle gratuitamente, perché ho anche un po' un concetto molto particolare di etica, no? Di onestà in spagnolo, di onestà, no? Concettuale e anche di partner. Quindi, essendo io un po' il motore di quell'azienda, venendo fuori ho regalato le quote al mio socio, perché mi sembrava che la porta è più giusta anche per il danno comunque arrecato. E quindi da qui ho fatto molti servizi di telefonia, sono stato operatore per più di 20 anni, e ovviamente i miei clienti erano clienti grandi, quindi facevo servizi, ero service provider, operatore, però per altri operatori, quindi abbiamo lavorato in questo ambiente. Fino a quando ho visto insomma anche la possibilità di introdurre dei prodotti, dei servizi, ma vedevo che c'era un problema nella distribuzione. Quindi la distribuzione come funzionava? La distribuzione funzionava che attraverso i classici noti, facciamo un esempio, Media World, le grandi distribuzioni organizzate, Carrefour, gli operatori mobili, era l'unico canale, o i grandi distributori nazionali, era l'unico canale che c'era disponibile per distribuire i prodotti. E ovviamente la tua produzione e il tuo esito, no, dipendeva esclusivamente dalla capacità o dalla volontà che avevano loro di offrirti la distribuzione. Io sinceramente un po' odio questo sistema, che è un sistema che io vedo sinceramente paleolitico, no? E come l'hai bypassato? Ma io dall'esperienza scolastica, no? Perché sempre alla fine ritorniamo lì, no? Quando eravamo nelle scuole. E quindi lì ho preso in matematica, che ero abbastanza bravino, ho preso che cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Quindi non capivo perché dovevamo fare le cose esattamente come tutti gli altri facevano. Io ho, diciamo, sempre caratterizzato la mia vita per fare cose al contrario, per dimostrare che si possono fare e si possono ottenere grandi risultati anche al contrario. E invece di entrare in un mercato attraverso gli operatori, attraverso i grandi distributori, che poi passerà quello che è passato alla Nokia, no? Che da un giorno all'altro ti levano dai cataloghi, entra una impresa che vende lavatrici e diventa il nuovo colosso della distribuzione, la Samsung. Quindi, e quelli ovviamente non avendo avuto punti di distribuzione propri, non avendo avuto una distribuzione propria, non avendo neanche ampliato la sfera dei prodotti, sono scomparsi dal giorno alla notte in pochissimo tempo. Quindi per me è stato importante vedere, io studio molto quello che succede nel passato, cercando di imparare, no? Imparare. Quindi cercando di creare e coniare un sistema nuovo. L'ordine dei fattori normalmente dall'alto verso il basso. Allora abbiamo detto, perché non usiamo invece la capacità e il talento delle persone normali, no? Delle persone normali che normalmente tutti i giorni, diciamo, magari essendo fan di un prodotto, perché questo è il nostro wing spot, no? Il nostro auricolare, no? Okay. Questo sono dei dove sta? Con display, e wireless charge, no? Il prossimo prodotto che fine mese sarà in commercio. E io sono fan di questo, lo uso, divento automaticamente un testimonial gratuito, e adesso diciamo tutti i media sociali, Facebook, eccetera, normalmente la gente mi chiede, gli amici, dove l'ho comprato? Lo comprano. Ora immaginate che se per fare questo solito gesto che tutti facciamo ho la possibilità di guadagnare non l'1 o il 2% in un affiliate market di Amazon, ma il 25%. Quindi divento, ovviamente, è molto interessante la distribuzione. Dagli stessi affiliati, come li chiamiamo noi, no? Dagli stessi, la base delle persone normali, arriviamo ai negozi, no? Quindi abbiamo già 150 negozi nel mondo di Wings, quest'anno ne apriremo 1500. Dai negozi andiamo ai distributori, e dai distributori alla grande distribuzione. Cioè, che significa? Che nel modello primario... Che saranno loro a chiamarti adesso. Ma guarda, adesso incominciano le campagne pubblicitarie su Sky, su Mediaset in Italia, su A3 Media in Spagna e negli altri paesi, ovviamente con RCN, con altre compagnie, insomma, dove siamo presenti. Cominciamo la nostra campagna pubblicitaria abbiamo inventato un sistema, creato un sistema misto, un sistema dove oggi, per esempio, io dico che la forza di Wings non è solamente l'innovazione, i prodotti, o che siamo operatori mobili, no? Per far capire, no? Siamo operatori mobili, adesso lo saremo anche in Italia, e quindi su rete Vodafone, però non è tanto quello. Per noi, diciamo, in realtà il servizio telefonico è una commodity, non è un utility, perché i nostri utility sono i prodotti.
no? Sono molto importanti i nostri cellulari, i nostri computer, tutti i prodotti innovativi che creiamo, no? Che saranno veramente divertenti, anche perché sono veramente innovativi. E pensate che da giugno andiamo a distribuire anche Wings Motors, che sono le nostre moto elettriche, con un concetto totalmente rivoluzionario e a un prezzo giusto. Noi partiamo sempre dall'idea che il prodotto non deve essere, come dire, impeditivo. Pensate che negli anni 60, se impariamo dalla storia, in Italia, la Fiat in Italia, o la Seat in Spagna, o la Ford negli Stati Uniti, hanno fatto quello che è l'automozione, no, del paese. Quindi passando dalle persone che andavano in bicicletta, no, o a cavallo, e passandoli su una Fiat 500, una Seat 600, eccetera. Questo ovviamente perché il prezzo era accessibile e ovviamente i prodotti, no, cioè dovevano essere carini, bellini, per carità, non era un bolide Ferrari, però era accessibile. Quindi la funzionalità è che bisogna trasportare le persone da un mezzo di locomozione a motore inquinante a un sistema elettrico. E ovviamente risolvere anche il discorso dell'autonomia, no? Attraverso diciamo, rompendo le barriere fisiche, no? della fisica della batteria, e trovando, diciamo, degli artibugi, delle situazioni che invece diventano abbastanza innovative. Quando lo presenteremo veramente sarà abbastanza innovativo e rivoluzionario. Io voglio coinvolgere anche Giuseppe, perché oggi qui all'interno di Io Compro Siciliano Live, Giuseppe, la presenza di Antonio significa dare un esempio, una speranza ai tanti imprenditori che fanno parte di questa grande famiglia di Io Compro Siciliano Live e che possono vedere nella storia di Antonio un esempio, un modello da poter seguire. Sì, assolutamente sì. Infatti io ascoltavo tipo, io sono un innovation manager, diciamo che la mia principale attività è quella, e sentirlo parlare proprio mi veniva la pelle d'oca, come si suol dire, perché lui realmente è uno di quegli imprenditori con la I maiuscola che riescono ad essere incisivi sul mercato da subito, cioè partendo dal prodotto che può servire all'utente finale. Questo è veramente, ecco, per esempio per lui non è più importante l'operatore telefonico, ma è il prodotto che può essere importante. Questo è veramente la base per cui un imprenditore dovrebbe andare avanti. È veramente è uno degli esempi di eccellenza siciliana nel mondo, che si è affermato nel mondo. È veramente bello questo che hai ideato, e veramente la Sicilia deve essere anche orgogliosa di avere delle persone come te che portano avanti anche quell'eccellenza siciliana che molto spesso, come dicevi tu all'inizio, viene offuscata dall'idea di Sicilia paragonata alla mafia, ma la Sicilia è questa, la Sicilia è realmente identità, qualità, perfetto. Abbiamo dentro la Sicilia, abbiamo l'Etna nel sangue. Vero, hai perfettamente ragione. Adesso, ecco, pensavo al fatto, c'è stato per esempio, io ho fatto la parte maltese dell'interconnessione tra le reti elettriche maltesi e italiane. E realmente quando intervenivo io, lì c'erano i grandi, veramente grandi, le più grandi imprese di impiantistica, e io arrivavo dalla Sicilia e andavo a sedermi con questi e magari gli creavo le condizioni per risolvere tutti i problemi che magari loro non ci arrivavano, non so perché non ci arrivavano, io ci arrivavo velocemente, e questo era un punto di forza, perché magari poi mi chiamavano anche su cose che la mia azienda non poteva intervenire. Perché tu, essendo siciliano, tu hai una percentuale nel tuo DNA di greco, di romano, di arabo, di spagnolo, di tutti. Cioè noi siamo stati la patria, la cuna, no? La culla della civiltà, tutti per un posto strategico, tutti venivano a conquistare da noi, quindi siamo realmente più mescolati, abbiamo un ADN perfetto, e notoriamente un gatto, se diciamo di strada, è un po' più furbo, un po' più avvispato di un gatto di razza. Quindi realmente, diciamo, questa mescla, io penso che portiamo veramente, come dico sempre, l'Etna nel sangue, nel cuore, no? Quindi abbiamo molto rivoluzionato.
Immagina una cosa molto semplice, no? Noi ci hanno abituato che quando tu compri una linea telefonica, no? Una linea semplicissima linea telefonica, la compri perché realmente ti danno un cellulare, no? In quote, no? Dentro la tariffa che tu stai comprando. Però qual è il motivo realmente per cui compri la linea telefonica? Per il prodotto, non per la linea in se stesso, che linea ce ne sono tanti, Iliad, ci sono tantissimi prezzi, no? Quindi partiamo dal principio, noi quando usciamo sul mercato ovviamente abbiamo i nostri bundle, anche le nostre offerte o combo, come diciamo in spagnolo. Però che andiamo a fare? Andiamo a fare una cosa molto semplice: compra il telefono e ti regalo un anno di linea gratuita. Cioè facciamo il contrario. Cioè facciamo esattamente il contrario di quello che ci hanno abituato a vedere, perché l'attore principale di questa offerta è il telefono, come l'attore principale nelle offerte di Telecom, di Vodafone, cioè sia sempre diciamo il telefono, non è la linea. La linea è realmente un accessorio, diventa una commodity, non utility. Quindi, ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando nel frattempo, ovviamente a sostegno di Antonio e di questa bellissima storia che stiamo raccontando, anche se il tempo è tiranno. Mauro dice: siciliani eccellenze nel mondo, questo Mauro Todaro. Ancora John Blandi che ci augura un sereno weekend e saluta tutti gli amici di CS. Salutiamo ancora Melchio Bila che dice: muy interessante. Ancora Celine, la nostra Celine, che augura un buon fine settimana a tutti. Insomma, noi dobbiamo salutare purtroppo Antonio con la promessa, con la speranza di ritrovarci al più presto. Appena si lancia il nuovo prodotto, noi siamo qui di Io Compro Siciliano Live. Da siciliano ti chiediamo di raccontarlo in anteprima insieme a noi. Ti va? Con molto piacere. Grazie. Vi ringrazio per questo spazio, è stato un piacere stare insieme a te Elena, ma e soprattutto con Giuseppe, che ci unisce, diciamo, questa conoscenza, anche se non molto frequentata in passato, però ci conosciamo, siamo uno di fronte agli altri, siamo l'altro, diciamo, quindi è bello ritrovarsi e diciamo, soprattutto cercare di stimolare e ispirare tutte le persone che molte volte, ahimè, nella nostra terra hanno paura di imprendere, no? Hanno paura del fracasso, hanno paura di quello che gli altri pensano. Scrollati di stosso questi limiti. Assolutamente. A me non è mai interessato nulla quello che pensano gli altri. Mi interessa quello che pensano le persone su quello che faccio, non su quello che sono o i limiti che vogliono. È molto importante questo, quindi realmente non si arriva a nessuna parte se prima non credi in te stesso e non ascolti nessuno. Quindi questa è la cosa che voglio dire a tutti gli amici che ci stanno vedendo: credete in voi stessi, non permettere a nessuno che nessuno ti possa rubare i tuoi sogni o ti possa limitare, perché una cosa classica, Giuseppe, chiudo con questo, è che purtroppo nella nostra cultura, se Antonio Emilio ha esito, no? Ha successo in un ambiente imprenditoriale, magari quello che dico i mediocri, che non è una cattiva parola, significa né tanto buono né tanto malo, nel promedio, no? Un mediocre, ti dice: e chissà chi c'è dietro. Sì, se ha un fallimento, ti dicono: lo sapevo io dove doveva andare. Cioè, è il classico concetto limitante. Perché? Perché le persone hanno paura a mettersi, hanno paura a essere giudicati in Sicilia. Abbiamo un concetto molto limitato del pensiero degli altri. Gli altri fanno la propria vita, gli altri giudicano perché non sono attori principali della propria vita. Quindi non si mettono in gioco molto spesso. Dovete credere in voi stessi sempre, anche sull'idea più folle. Io nel 98, quando ho fatto l'operatore mobile, l'operatore fisso, i miei amici mi prendevano e dicevano: ma se tu non sei ingegnere, cioè, mi sfottevano tutti, no? E tu hai fatto bene ad andare avanti per la tua strada. E penso che, anche se abbiamo sforato tantissimo, hai dato un consiglio fondamentale che tutti gli imprenditori di qualunque settore possono e devono tenere a mente. Quindi importantissimo quello che ci hai raccontato quest'oggi. Grazie Antonio Emilio per aver arricchito questa puntata di Io Compro Siciliano Live. Grazie Antonio, grazie veramente, sono emozionato a sentire queste parole, perché realmente è quello che io cerco di diffondere tutti i giorni. Quindi ben venga, e sicuramente lo avremo presto, molto presto, di nuovo ospite da noi. Io a questo punto ti lascio a te
sì, perché dobbiamo lanciare la nuova rubrica Letto e Sottoscritto, bellissima. però continua a seguirci, Giuseppe. Assolutamente. Buona giornata a tutti e buon weekend. Ciao, grazie Giuseppe Giorgianni, così la famiglia di Io Compro Siciliano Live è sempre presente in ogni momento. Ve l'ho anticipato, la nuova rubrica del venerdì, Letto e Sottoscritto. Diamo subito il via a questo appuntamento facendo entrare colui che ha stupito tutti con il suo primo thriller La Tana del Polpo, vincitore del Writers Magazine Italia, il primo siciliano a vincere questo bellissimo riconoscimento. Arriva Giorgio Lupo su Io Ciao Compro Eliana. Siciliano Live. Giorgio, ben arrivato. Ciao Eliana, ciao a tutti. Ciao. Passo a te la palla perché è tuo compito presentarci il primo ospite ufficiale di questa nuova bellissima rubrica. Assolutamente sì, e tra l'altro collegandomi a quello che ha detto Antonio Milio, effettivamente sognare è bello e sognare in Sicilia lo è ancora di più. La rubrica di oggi nasce da un sogno che è quello di fare in modo che la periferia culturale, come spesso viene sentita la Sicilia in Italia, diventi invece un centro di aggregazione culturale. Abbiamo cominciato questo processo in tanti, figuriamoci, però è un processo che va rinforzato. Abbiamo cominciato col Termini Book Festival lo scorso anno ed è stata l'occasione poi che è stata foriera poi di un'amicizia con Davide Morici, e da qui nasce la rubrica Letto e Sottoscritto, che è una rubrica che ha l'ambizione di portare gli scrittori di altissimo livello da noi, non essere più una volta tanto noi a dover esportarci, ma diventiamo accoglienti in un mondo che è quello della scrittura, è un mondo bellissimo, in cui si ha il privilegio di incontrare persone di altissimo livello, di grandissima sensibilità e devo dire anche di grandissima umiltà, perché grandi scrittori ci si diventa se si ha la capacità di avere una buona autostima, ma soprattutto una buona capacità di incassare le batoste e i fallimenti. Senza quelli non si diventa bravi. Oggi apriamo con un personaggio che è straordinario. È Remo Rapino, è un lancianese, quindi abruzzese, ed è il vincitore del Premio Campiello 2020, quindi uno dei premi in assoluto più importanti d'Italia, candidato al premio Strega, persona fantastica, che ha scritto un libro che lo rappresenta benissimo, di cui ora parleremo brevemente, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio. Oggi faremo una breve anteprima, da venerdì prossimo avremo uno spazio tutto nostro, 10 minuti, un po' più di tempo per approfondire i testi. Allora io direi... Ma abbiamo con noi anche Remo? Sì, assolutamente, che sta allora, entrando. Entrare. Buongiorno, Remo Rapino, benvenuto. Ciao, buongiorno professore, grazie. Ciao Remo. Questa duplice veste di professore di filosofia, per cui professore ti viene sempre l'istinto di chiamarlo, ma soprattutto scrittore di alto livello e devo dire amico, perché alle volte per diventare tali basta odorarsi un po', non è necessario stare tanto tempo, e devo dire che delle prime battute scambiate con Remo telefonicamente ci siamo intesi al volo, cosa che poi con la gente d'Abruzzo a me capita istintivamente, però qualche lupo d'Abruzzo antenato evidentemente che vive dentro terra di lupi, quindi esatto. Allora Remo, andiamo subito al dunque, abbiamo poco tempo purtroppo oggi, ma recupereremo domani, perché Remo sarà il primo ospite della rassegna invernale del Termini Book Festival, per cui domani pomeriggio avremo tempo in abbondanza sui canali di Radio Panorama per approfondirlo. Ti faccio subito una domanda, anzi prima una considerazione sul libro. Allora, questo è, come vedete alla libreria dietro, e questa è una parte, libri ne ho letti un po'. Questo è in assoluto uno dei libri che sta sul podio di tutta la mia vita. Devo dire che l'ho messo accostato a 100 anni di solitudine di Marquez, quindi ritengo che già questo la dice lunga sul valore del testo. Ha una magia spaventosa. Qua dentro non c'è una trama, non c'è un intreccio, c'è Liborio Bonfiglio. E non è una esagerazione, io ho avuto la sensazione stranissima, quando leggo vicino al camino ho 2 poltrone e una è vuota normalmente.
io ogni volta che finivo di leggere avevo la sensazione che Liborio si fosse alzato dalla poltrona e se ne fosse andato, che è una cosa pazzesca. Vi giuro, mi è rimasta l'eco di questa presenza nei giorni successivi e non avrei difficoltà a parlarvi di Liborio come se fosse veramente un amico. Quello che ti chiedo, Remo, se ce lo puoi presentare, come ti è venuto in mente intanto di farlo venire alla luce? Qual è l'origine di Liborio? Beh, brevemente, Bonfiglio Liborio ha una storia abbastanza articolata, abbastanza lunga. Pensa che viene fuori come personaggio in un libro di poesie si chiamava Caffetteria, dove inventavo un luogo in cui si concentravano tante persone diverse. Beh, siamo nel 1998. Poi questo piccolo poemetto è diventato un racconto, e questo racconto mi è stato così suggerito di ampliarlo durante un premio Teramo che vinse, e io su questi consigli, non mi ricordo adesso di chi, o di Raffaele Nigro o di qualche altro grande nome, ci ho lavorato un po', quindi nel 2016 mi sono messo a lavorare sul Liborio, è uscito fuori questo racconto e ho pensato di raccontare più che altro la storia di un secolo, di un paese, il nostro, attraverso gli occhi di una persona un po' fuori margine, diciamo così. Liborio rappresenta la coccia matta, come diciamo noi, che però riesce a guardare le cose con una certa profondità. Io l'ho immaginato come una figura a metà strada, come dire, tra Don Chisciotte e Forrest Gump, ecco, tra le visioni, i fantasmi di Don Chisciotte, l'ingenuità, il disincanto di Forrest Gump. E quindi Liborio scrive la sua vita, e scrivendo la sua vita racconta la storia di un tempo, quindi gli eventi, il personaggio e soprattutto il linguaggio. Ho messo un po' di tempo a trovare il linguaggio giusto perché volevo che parlassi in prima persona, e quindi l'ho fatto parlare come una persona di una età avanzata che scrive la sua vita e la scrive così come parla. Cioè il linguaggio Liborio è un flusso parlato, pieno di gergalismi, dialettismi, di parole inventate, di parole di origine medievale, e quindi Liborio parla e parla così, e scrive così come parla, e di conseguenza esprime la sua neurodiversità in questo modo. Non è cioè la follia l'ho intesa sempre come una forma di energia che, se viene fuori, mette in discussione i nostri codici sociali dominanti, le nostre presunte certezze, le nostre presunte verità. Ecco, Liborio ha questa funzione di essere un po' come nella favola di Andersen, il bambino che grida il re nudo, e di conseguenza ci fa capire che dietro le apparenze ci sono forse ben altre cose. Quindi sono tanti altri elementi, ma questo credo sia l'essenziale per rispondere alla tua domanda. E la nostra funzione quest'oggi è di far venire la curiosità a tutti di scoprire questo libro, così una chicca, una pillola proprio per far andare la gente in libreria, acquistare il libro e dire ok, da qui parto per andare a fare questo percorso poi da solo. Giorgio, oggi un po' così abbiamo semplicemente introdotto, no? Sì, oggi, come ci siamo detti, era una brevissima anteprima. Avrei 1000 domande da farti, per fortuna recupererò domani pomeriggio perché vale veramente la pena approfondirlo. Quindi comunque allora io vi ringrazio. Sì, ricorda l'appuntamento prima di salutarci. L'appuntamento intanto a domani su Radio Panorama con Remo, e venerdì prossimo, probabilmente 12:10, quindi 10 minuti, incontreremo un altro big della letteratura italiana che è Franco Forte, direttore editoriale di Giallo Mondadori, editor, scrittore, insomma un curriculum che ci la prossima settimana lo presenteremo. Ringraziamo il professore Remo Rapino per essere stato con noi. Grazie Giorgio Lupo, in bocca al lupo, è il caso di dirlo per il Termini Book Festival. Esatto. E grazie a tutti voi per averci seguiti anche quest'oggi. Buon weekend da tutta la famiglia di Io Compro Siciliano.